Bene, noi abbiamo stabilito che alle ore 16 si iniziava, quindi io darei inizio oggi a questa riunione che vuole presentare ufficialmente l'associazione politico-culturale Il Gruppo per il Cambiamento. Questa associazione, è bene leggerla perché non ci siano incomprensioni, questa associazione comprende principalmente gli iscritti e ex iscritti e simpatizzanti di Forza Italia, ma non è da considerarsi un partito, perché agisce con lealtà all'interno del PDL, cioè del Popolo della Libertà. Bene, dopo queste direi doverose precisazioni, inizierei a presentare gli oratori che sono qui sul tavolo. Quindi comincerei innanzitutto con Gerardo Fabroni, che è il presidente del Gruppo del Cambiamento. Pancrazio Bonfritti, ultimo in ordine cronologico degli aderenti al Gruppo per il Cambiamento. Mario Dalla coordinatore provinciale del PDL, nonché vicepresidente della provincia di Venezia. Renato Chisso, assessore alla mobilità della Regione Veneto. E Paolo Scarpa Bonazza Buora, senatore della Repubblica e presidente della nona commissione permanente dell'agricoltura e produzione agroalimentare. E mi auguro che a breve diventi ministro dell'agricoltura, per così mi semplifica la presentazione. Ti voglio molto bene, ma sei meno importante di Berlusconi. Berlusconi è già nominato Ah sì, non sono aggiornato. Vabbè, a questo punto darei immediatamente la parola al nostro presidente Gerardo Fabroni. Il Gruppo per il Cambiamento è nato nel gennaio del 2005 per iniziativa di Piero Rambuschi, che ha riunito un piccolo gruppo di fedeli elettori di Forza Italia delusi per come veniva gestito il partito a livello locale, sempre perdente nelle amministrative. Eravamo infatti stanchi dei soliti opportunisti che si servono della politica per avere qualche vantaggio personale, sempre pronti a vendersi al miglior offerente, senza idee, senza alcun interesse per la propria città, assolutamente avversi a fare squadra, incapaci di espandere il partito, anzi contrari, per timore di perdere il proprio ruolo. Perciò abbiamo pensato di organizzarci per influire a livello locale sull'allora Forza Italia, ora PDL, dando vita non ad una corrente di opposizione alla dirigenza, ma ad un gruppo di lavoro propulsivo e costruttivo che includesse il maggior numero di partecipanti, animati dagli ideali di Forza Italia e contraddistinti da lealtà, coerenza e moderazione. Tale gruppo si è posto due obiettivi: la crescita culturale e politica degli aderenti, in modo da formare una classe politica locale degna di questo nome, capace di produrre dei candidati credibili, e poi la crescita numerica del gruppo, in modo da poter eleggere i candidati che meglio ci rappresentino, in quanto se prevarranno loro, avremo vinto tutti noi, perché essi affermano le nostre idee. Ora, ad un mese e mezzo dalle elezioni regionali ed amministrative, è il momento di realizzare questo obiettivo, votando e portando a votare quanti più possibile, per eleggere i nostri candidati. A livello regionale, il nostro candidato di sempre è l'assessore Chisso, che è un uomo del fare e che molto ha fatto per Portogruaro, realizzando la tangenziale che attendevamo da 30 anni.
e che cambierà completamente la viabilità della nostra città, eliminando il traffico passivo. La sua elezione è garanzia che tale tangenziale verrà ultimata. Ma non basta che l'assessore Chisso venga eletto, bisogna che prenda quanti più voti possibili, perché più conterà lui, più conteremo noi. È inutile dire che il nostro candidato per il Consiglio Comunale è Piero Rambuschi, che tutti conosciamo e stimiamo, per cui è inutile che intessa le sue lodi. Per Piero il nostro obiettivo è che egli prenda ancora più voti delle scorse elezioni. Ma questa volta bisogna che venga eletto anche il nostro sindaco, Angelo Tavaro, che è un uomo onesto, colto, Angelo Tavaro, che è un uomo onesto, colto, che proviene dal mondo del lavoro, dove ha dimostrato le sue capacità diventando un alto funzionario regionale. È certamente il miglior candidato sindaco che il centrodestra possa mettere in campo, perché ha tutti i requisiti per essere un ottimo sindaco, ebbene ci rappresenta. Purtroppo però a Portogruaro c'è una triste tradizione, che tutti i candidati sindaci del centrodestra sono stati traditi dal proprio elettorato, non perché non fossero rappresentativi, ma perché una piccola parte ha ritenuto più vantaggioso per se stessa che il proprio candidato sindaco risultasse perdente. Dobbiamo interrompere questa nefasta tradizione. Il voto disgiunto non ci appartiene. Certamente nessun candidato, per quanto valido, può piacere a tutti al 100%, ma una volta scelto deve prevalere la disciplina di coalizione. Il pluralismo è certamente una ricchezza, ma non è anarchia. Una volta presa una decisione a maggioranza, questa deve essere rispettata da tutti, altrimenti saremo i soliti perdenti. Perciò dobbiamo prodigarci affinché coloro che portiamo alle urne votino per il nostro sindaco e non per quello degli altri. Vi esorto quindi a votare per le regionali il nostro assessore Chisso, per il Consiglio Comunale Piero Rambuschi e il nostro sindaco Angelo Tavaro. Questo ora è l'obiettivo primario del gruppo.